Il documento preparato dagli organi istituzionali del Comune di Favara, che recentemente è stato oggetto anche di una seduta straordinaria della Pubblica Assise cittadina, è stato proposto al responsabile provinciale della Protezione Civile, Maurizio Cimino, e al capo del Genio Civile, Rino Lamendola. Ieri, presso la sede municipale di Piazza Cavour, si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato il sindaco di Favara con parte della sua giunta, una folta rappresentanza dei consiglieri comunali, il Genio Civile e la Protezione Civile. L'appuntamento di ieri è servito anche ad un aggiornamento dell'unità di crisi. All'incontro era prevista la presenza del responsabile regionale della Protezione Civile, Pietro La Monaco, ma a causa degli eventi franosi che si stanno verificando in più punti della regione, il dirigente non è potuto essere presente. Il governatore dell'isola, Raffaele Lombardo, aveva richiesto all'amministrazione comunale favarese di preparare un documento nel quale inserire le esigenze reali del territorio e la programmazione progettuale concreta per far fronte ai disagi strutturali e sociali della città dell'Agnello Pasquale. Tale documento, una volta preparato, dovrà essere sottoposto al vaglio del governo regionale, che contestualmente valuterà le iniziative da intraprendere. L'incontro con la Protezione Civile era stato voluto dal sindaco Russello, il quale ha rendicontato sulle operazioni fino ad ora eseguite e se la linea di interventi adottata dal Comune rispondesse ai canoni esatti di azione. Ma soprattutto al primo cittadino premeva sapere se c'è la disponibilità economica e perché no anche di risorse umane da poter utilizzare per far fronte alla grave situazione in cui versa il territorio comunale. Durante la riunione dell'unità di crisi, il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale Luigi Sferrazza ha fatto notare al capo della Protezione Civile Agrigentina, Cimino, l'assenza dell'ente da lui rappresentato già a partire dall'indomani del tragico crollo di Via del Carmine. In risposta a Sferrazza, l'ingegner Cimino ha ribadito che il crollo avvenuto a Favara, per quanto grave sia stato, non rappresenta un evento calamitoso. Quindi il compito della Protezione Civile in questo caso si limitava solo ad un intervento immediato per fronteggiare la crisi. Passato il momento dell'emergenza, la programmazione non spetta alla Protezione Civile. Da segnalare anche il contributo alla riunione del capo del Genio Civile, nonché presidente degli architetti siciliani, Rino Lamendola, che ha ricordato il dovere dei privati cittadini di monitorare lo stato di fatto delle proprie abitazioni. L'architetto ha poi suggerito quale potrebbe essere in generale una delle soluzioni al recupero dei centri storici. Secondo Lamendola bisogna ridurre al minimo indispensabile l'espansione urbanistica dei comuni, cercando di incentivare i cittadini a non abbandonare i vecchi nuclei abitativi. Le piogge di questi giorni stanno ulteriormente aggravando lo stato di degrado e di fatiscenza di tanti immobili costruiti con materiali ormai vecchi, usurati e superati. Abbiamo la necessità di questo intervento immediato da parte della Regione. Stiamo predisponendo ormai tutte le relazioni necessarie per poter deliberare questo stato di emergenza, perché riteniamo che ci siano tutti i presupposti giuridici, fattuali e tecnici. Invieremo, dopo una presa d'atto di una relazione tecnica di cui si è fatto carico adesso il dirigente dell'ufficio tecnico assieme a tutto lo staff tecnico, abbiamo diversi dirigenti nell'area tecnica, l'ingegnere Alessi, collaborato sicuramente dagli altri tecnici e da altre professionalità che non mancano anche all'interno del Consiglio Comunale che ci stanno collaborando in questo periodo, e quindi fatta questa prima ricognizione complessiva in questa relazione tecnica, la Giunta prenderà atto di questo stato di emergenza e inoltrerà la richiesta agli uffici competenti perché Favara possa essere inserita all'interno di un programma più generale che sta investendo altri comuni. Sono notizie di questi giorni purtroppo drammatiche che stanno investendo San Fratello, la zona di Sciacca, di Licata, di Canicattì, quello che abbiamo predicato in questi anni, in questi mesi e con più forza in questi ultimi giorni sta accadendo. Quindi, come vedete, nonostante l'allerta, nonostante le attenzioni, non è possibile frenare con i modi ordinari questo stato di emergenza generale. Speriamo e faremo ogni sforzo perché Favara venga inserita all'interno di un piano regionale di recupero e di messa in sicurezza del territorio, perché abbiamo anche noi problemi di dissesto idrogeologico, e il nostro obiettivo è far parte di questo gruppo che sicuramente la Regione inserirà tra i comuni più dissestati, che vivono questo stato di emergenza, per poter avere quell'attenzione di mezzi, di strumenti e di risorse necessari per poter dare quelle risposte concrete a cui facevo poc'anzi riferimento. Quindi la riunione è stata particolarmente utile perché ha fatto il punto della situazione, ci ha chiarito ulteriormente le idee, le cose da fare da qui all'immediato ma anche per il prossimo futuro.